Per me è il troppo benessere delle famiglie. Non vengono seguiti, poi d'estate qua abbiamo il problema che tutti sono impegnatissimi col lavoro, di conseguenza i ragazzi purché non disturbino, non fanno fatica a dare i 20 euro, 50 euro e queste poi sono le conseguenze. I ragazzi al giorno d'oggi per valori, per libertà che i genitori secondo me lasciano un po' troppo, non è semplice. Poi d'estate qui c'è tanta gente, tantissima. Intervenire credo comunque sia difficile, a prescindere in qualsiasi paese, quindi non colpevolizzerei neanche molto i carabinieri. Che sia difficile questo senz'altro. Dipende sempre dai genitori, dopo dalle compagnie. Il sistema è così, c'era 10 anni fa, 20 anni fa, 50 anni fa, sempre stato. L'arresto dei 4 minorenni per spaccio di stupefacenti a Caorle non sorprende troppo i residenti, tra chi responsabilizza le famiglie e chi la società, ma secondo qualcuno servono invece maggiori controlli, soprattutto nel periodo clou, quello estivo. Si vede, si sente, si fa tutto e non so perché non sono intervenuti prima i carabinieri, hai capito il discorso? Sai che è una forza minima di carabinieri, ma d'altronde d'estate ce n'è altra forza che arrivano ancora di quelli nuovi, insomma, ecco.